I cittadini, notando questa carenza di personale, lo notano in maniera molto reale, molto concreta, nel senso che quando si approcciano al loro medico di base e vedono che è già intasato del suo lavoro, il numero è eccessivo per i pazienti che deve seguire. Quando va in ospedale si ritrova con il gravissimo problema delle liste d'attesa, perché manca il personale, perché la diagnostica non viene letta e quant'altro. Evidentemente il cittadino da questo punto di vista vede la sanità messa in pericolo come diritto e si vede preoccupato perché dal punto di vista economico e finanziario non riesce a reggere e a sostenere sempre le spese che gli sono richieste per poter soddisfare il proprio bisogno di salute. È quindi necessario per noi cominciare a lavorare per trovare un approccio più reale e più concreto nei confronti delle istituzioni per implementare quanto manca e nello stesso tempo quello di educare e di insegnare ai cittadini le modalità di approccio ai servizi sanitari, riducendo la loro domanda all'essenzialità e non a quello che può risultare essere superfluo. Per tradurlo, se basta una radiografia non occorre chiedere una risonanza, se basta una presa in carico per una visita specialistica non occorre fare 3 visite di controllo. Ecco, insegnando questo cominciamo a ridurre la domanda e quindi a essere più sostenibile il servizio sanitario. Impatta di più sui cittadini, quello che preoccupa di più attualmente sono le liste d'attesa, è un argomento ormai che va molto di moda. Però su questo settore, se dobbiamo dire e puntualizzare fare qualche appunto, che può essere valido sia per gli specialisti ma anche per i cittadini, è che i cittadini vanno a fare la spesa in maniera corretta e guardano il biglietto della spesa se il negoziante gli ha fatto pagare 3 kg di zucchero al posto di 1. Ma quando vanno dal medico non escono guardando la propria impegnativa se è stata compilata in maniera appropriata. Quindi a volte si allontanano, non hanno l'esenzione che invece della quale hanno diritto, hanno scritto magari una prenotazione con tempi di attesa a 30 giorni ma sono fuori, non è messa nello spazio previsto per l'impegnativa e quindi il computer non la legge perché il computer è una macchina ignorante, non è una macchina che sa leggere e scrivere, quindi, e allora questo poi si impatta in quello che è quell'ordine burocratico amministrativo perché per il cittadino è un linguaggio straniero che non comprende. Quindi noi cerchiamo di aiutarli, reindirizzandoli nella maniera corretta e dove riusciamo anche a bloccare quelle che sono quei casi di aggressività nei confronti del personale sanitario, perché una volta che uno è cosciente e che sa, non ha motivo per essere aggressivo. Ancora un periodo di criticità le dobbiamo accettare perché i numeri sono quelli che sono, le domande, le iscrizioni e le adesioni ai corsi di laurea e di formazione sono quelle che sono, è in fase di una ripresa ma è una ripresa molto lenta. Credo però che se noi andiamo a verificare la vocazione alle discipline sanitarie dobbiamo cominciare a pensare e a rieducare anche all'interno delle famiglie, quello che facciamo poi negli incontri che facciamo periodicamente con la popolazione è quello di dire incentiviamo, come fanno i preti, come fa la religione cattolica, la vocazione anche all'interno dei figli che interessarsi e studiare e specializzarsi nel settore della sanità pubblica non è una cattiva scelta ma è una grande scelta, soprattutto perché permette uno sviluppo anche dal punto di vista professionale che è multimestieri, perché la sanità ingloba le specializzazioni ma anche le tecnologie, l'intelligenza artificiale, la telemedicina e quant'altro, quindi è un settore molto ampio che dobbiamo rieducare incentivando, seminando bene per creare vocazioni e persone e ragazzi che si dedicano a questo tipo di attività, sapendo che non è una linea di produzione ma si ha a che fare con persone fragili e quindi con persone malate.